Buonasera e benvenuti al Palato Marchio di Via Grande, dove oggi si sta svolgendo l'Opening Day di Serie B femminile. Abbiamo già visto la prima partita tra San Matteo e Aieva Team, ha vinto l'Aieva Team con le 7:40 e ora siamo pronti per vedere la seconda partita della giornata. La squadra in maglia bianca che attaccherà verso sinistra del teleschermo è il Golfo Basket, una novità del panorama cestistico regionale che riporta Alcamo nella massima divisione regionale diciamo dopo 7 anni, 8 anni, perché nel 2014-15 ci fu l'Olimpia nella loro Serie C, Serie BC. Dall'altra parte invece in maglia blu c'è la Catane Basket che attaccherà verso destra del teleschermo. La Catane Basket che in realtà è una squadra di grandi tradizioni perché una volta era la Gimar, poi l'Azur, scudettata nell'Under 15, dal 2020 è stata rifondata come Catane Basket, gioca nel palazzetto di proprietà, altro unicum diciamo, nella zona della Sicilia. E dunque siamo quasi pronti per iniziare, qualche minuto di ritardo per problemi al tablet, adesso siamo praticamente a 1 minuto e 50 inizio della gara. Vado a leggervi le formazioni. In maglia bianco-verde il Golfo Basket di Alcamo, con il numero 2 Marcella Lobianco, numero 3 Anna Caliendo, la capitana, ritornata in campo da tantissimi anni ma anche lei vecchia gloria del basket campano e siciliano. Numero 4 Tania Pia Messana, numero 7 Roberta Bonura, numero 8 Laura Bonastra, numero 10 Anna Maria Coletta, 14 Rosalia Romeo, 15 Federica Catiso, 17 Marina Messana, 19 Svevanna Zangara, 23 Carola Bianco, 55 Ilenia Scalavino, allenatore Dino Barbera, assistente Maria Raspanti. Dall'altra parte la Catane Basket, con numero 2 Valeria Dato, 4 la capitana Stella Cardea, numero 5 Giuliana Ricciardello, 14 Chiara Di Stefano, 18 Alessia Di Dio, 22 Giulia Nicosia, 23 Arianna Catanzaro, 28 Ginevra Specchiale, 29 Carla Gugliotto, 32 Giada Cardì, 33 Elena Cardillo, 44 Verdiana Lattuca. Allenatori sono Caltabiano Davide e Silvia Gambino. Per quanto riguarda i quintetti, coach Barbera manda in campo il numero 3 Caliendo, numero 10 Coletta, 14 Romeo, 15 Catiso, 17 Marina Messana. Dall'altra parte con il numero 4 Cardea, numero 5 Ricciardello, 14 Di Stefano, 18 Di Dio, 23 Catanzaro. Partita dunque che rappresenta una novità nel panorama cestistico perché appunto il Golfo Basket è neoammessa, accoglie molte delle giocatrici che hanno vestito la maglia della Stella Basket Palermo e della Polis Cinisi. D'altra parte la Catane va molto in continuità con le ultime stagioni, ha il suo nucleo di giocatrici ormai molto consolidato con varie under che sono andate inserendosi, ne parleremo sicuramente durante la gara. Gli arbitri dell'incontro sono Chiara Occhipinti e Giovanni Di Stefano di Ragusa, al tavolo segnapunti e Gabriele Gugliuzzo, cronometrista Marica Pizzimento, 24 secondista Gabriel Spampinato. Siamo praticamente pronti per il salto a 2. Le giocatrici si salutano, si conoscono quasi tutte perché appunto le partite si sprecano a questo livello tra le varie ragazze e ci sono tantissimi incroci e confronti di volta in volta. Salteranno Giuliano Cerdello per la Catania e Anna Maria Coletta per Golfo Basket. Ma voglio dire, così. Siamo pronti per il salto a 2. Giù il gettone, prima palla per Golfo Basket con Rodrigo Cafiso. Marina Messana per Cafiso. Sivilei Di Stefano. Cafiso da palla Coletta. Rimane sul perimetro, prova la penetrazione. Serve sull'esterno. Cafiso. Passi. La palla andrà a Catane Basket. La palla va a Catane Basket che può iniziare la sua partita, il suo primo possesso. Arianna Catanzaro, davanti a lei Anna Caliendo, che dicevo classe 83, la più esperta delle 6 squadre che oggi andranno in campo. Capitana storica anche del basket Alcamo in Serie A, nell'ultima partecipazione storica che risale alla stagione 2011-2012. Stella Cardea sull'esterno per Di Stefano. Adesso palla a Catanzaro, ci prova da 3, tiro è corto, rimbalzo di Marina Messana. Messana già vista con le maglie di Stella Basket Palermo per tanto tempo. Cafiso per Caliendo, adesso Messana, anche se ha l'S di Dio, in post basso riceve Rosalia Romeo, un tiro nell'arco baleno che finisce dalle mani di Giuliani Cerdello che raccoglie il rimbalzo.
Schiacciato terra per Alessia Di Dio, non c'è fallo sulla stoppata a questo punto di Maria Messana. Già dall'altra parte palla per Coletta che non aggancia. Di Stefano con grande esperienza manda la palla sul ginocchio di Coletta, rimessa per Catania. Di Stefano classe 2001, anche lei veterana della Catania Basket. L'anno scorso ha chiuso con 8,6 punti di media. Alessia Di Dio sul perimetro, finta il consegnato, poi però la penetrazione, grande azione di Alessia Di Dio che è la bocca di fuoco a disposizione di coach Gambino. Alessia Di Dio giarrese che fa del suo tiro l'arma in più. Colpo basso che recupera dopo l'errore al tiro. Messana per Caliendo, qualche passo indietro per Anna Caliendo. Stella Cardea la difende, pick and roll con Rosalia Romeo. Caliendo alla fine butta sull'esterno verso Cafiso, prova penetrazione, serve ancora Romeo, fallo di Cardea. Gran mismatch in questo caso perché Cardea è la play di Catania Basket su Rosalia Romeo che è la lunga. Romeo giocatrice che ha una storia cestistica infinita, negli ultimi anni vista nel Trapanese, ma lei ha giocato in Serie B ad alto livello anche con Patti e altre squadre sicuramente che al momento mi sfuggono. Primo tiro a segno per Rosalia Romeo, classe 94, 2 su 2. Sì, con Patti, Rescifina Messina e anche l'Orlando Basket nella loro B d'eccellenza. Stella Cardea, gran penetrazione, alla fine non va a segno, appoggia al vetro, e già dall'altra parte Anna Caliendo, serve Coletta, ancora Caliendo, chiama a schiena, gli esterni si allontanano tantissimo dal canestro, c'è Federica Cafiso, per Romeo, Messana, prova da 7 metri, il tiro è corto, rimbalzo ancora di Cafiso, predominio delle alcamesi al rimbalzo, ma alla fine tocca in fondo Cafiso. Palla in mano alla formazione di Motta Sant'Anastasia. Federica Cafiso, anche lei veterana del basket, tutto palermitano, prima esperienza fuori da Palermo per lei. Lei che ha vissuto gli anni migliori di Verga e Stella Basket. Fallo fischiato dall'arbitro Di Stefano a Caliendo. Di Stefano, serve Stella Cardea. Di Stefano, ancora Catanzaro, un tiro libero in movimento per lei e va a piede corto, rimbalzo tra le mani di Caliendo per Cafiso, velocissima Cafiso, serve sull'esterno Coletta, schiacciato terra per Romeo in post alto, va a segnare tabellata vincente di Rosalia Romeo, primo vantaggio al Golfo Basket. 4-2 il punteggio, con la formazione alcamese che si sta affidando molto appunto a Rosalia Romeo. Alessia Di Dio prova la tripla, tiro un po' spostato sulla sinistra che non va a trovare il centro. Messana innesca Cafiso, guarda Coletta, lontanissima canestro, tiro sul piede sulla linea, va a segnare, sono 2 punti per Anna Maria Coletta. Time out chiesto da coach Gambino, necessario. Ci fermiamo per qualche secondo.
Torniamo in diretta, Palato Marchio di Via Grande. C'è il tavolo che dice di fermarsi un secondo, qualcosa sulle entrate. Punteggio al momento di 6-2 dopo lo 0-2 iniziale, 6 punti di fila per il Golfo Basket, 4 di Romeo, 2 di Coletta, con il tiro arrivato a lontanissima distanza, però il piede sulla linea ha fatto convalidare il tiro da 2 punti. Poi il referto elettronico dà qualche problema, oggi abbiamo iniziato in ritardo la seconda partita proprio per il referto elettronico. Tra tablet e problemi vari si allungano di molto i tempi. Dicevo prima di Alcamo, Piazza Storia, hanno fatto anche la finale di Coppa Ronchetti negli anni 90, mancavano la Serie B dal 2014-2015 quando era unita la Serie C unica e all'epoca era l'Olimpia di Alcamo. Ora questa joint venture con Castellammare del Golfo e le città limitrofe. Intanto già dall'altra parte l'S di Dio, subito fallo. Fallo fischiato a Federica Cafiso che guarda e dice forse no. Forse non c'era. Giovanni Cervello si incarica della rimessa a fondo campo. Palla alla neoentrata Elena Cardillo. Lei è la veterana del Catania Basket, 34 anni per lei. Di Stefano. Giovanni Cerdello prova la tripla, il tiro è corto, rimbalzo di Coletta. Marina Messana per Caliendo, con lo smalto in tinta col colore verde della formazione di Alcamo. Fallo fischiato a Stella Cardea, dovrebbe essere il secondo personale per la play di Luigi Gerresi, viste tanti anni tra Roma Nord e Santa Manerina e poi da qualche anno appunto con la Catania Basket. Cambio, entra Giada Cardì, classe 2006, per cambio proprio alla play. Cardea. Catiso in carica della rimessa, palla per Romeo. Reazione di Romeo, la linea del fondo, si gira sul perno, tiro era buono, l'anello non è stato molto amichevole, siamo pronti. Già contro dall'altra parte, Ricciardello appoggia Creso, sbaglia, tiro di Alessio Di Dio, ancora errore. Coletta salva in qualche modo, poi lo regala tra le mani di Cardì. Ancora Ricciardello dalla lunga distanza, va a segnare tripla di Giuliana Ricciardello. 3 punti per l'ex azzurrina. Passo 97. 8 secondi, gran difesa di Cardì che obbliga Anna Caliendo agli 8 secondi. Dunque palla persa per Alcamo. 6-5 il punteggio. E alcamesi che adesso rischiano un altro sorpasso. Ricciardello per Di Dio. Tiro che in realtà si rivela un airball, ancora un errore alla conclusione, percentuali piuttosto basse, viste anche nella prima partita, percentuali molto basse, ma intensità notevole. Già dall'altra parte con Coletta dalla media, ancora una volta un buon tiro che viene corretto a canestro da Rosalia Romeo. 6 punti per la cestista messinese. Cardì per Di Stefano, serve sull'esterno l'S di Dio, prova la tripla l'S di Dio, rimbalzo alla fine dalle mani di Caliendo, tiro lungo, Caliendo forse voleva un fallo che non è stato fischiato, palla toccata da Di Dio, rimessa laterale per Anna Caliendo. Palla per Golfo Basket. Marina Messana per Rosalia Romeo. In post basso, gran movimento di Coletta, che sente dominio assoluto di Golfo Basket sotto il canestro. La fisicità delle ragazze alcamesi è abbastanza evidente. Coach Barbera si sbraccia in panchina dicendo la sua play: Anna, vai più tranquilla, già sei al secondo fallo personale. La capitana alcamese non può permettersi altri falli. Di Stefano per Ricciardello, consegnato per Di Dio, prova la penetrazione centrale,
fallo, non si riesce, adesso non riesce a portare a termine l'azione e mandare in fondo alla retina il suo tiro, ma comunque avrà 2 tentativi da netta. Cambio, entra Marcella Lobianco per Alcamo, anche la Lobianco, giocatrice di grandissima esperienza. Tantissimi anni vista la Stella Basket. Buono il primo libero di Alessia Di Dio. 3 punti per lei. Quarto punto per la Gerrese. Il possesso di palla Messana per Golfo Basket. Cafiso sfida Cardillo, si gira Cafiso sul perno, serve Messana, lob per Rosalia Romeo, grande azione di Messana per Romeo. Ancora 2 punti per Romeo che già ne ha fatti 8 sui 12 segnati da Golfo Basket. Bellissima azione, devo dire. Cardì per Cardillo, ancora sul perimetro, Di Dio, ruba palla Cafiso, va dall'altra parte, si invola, dà un dietro la schiena per Lobianco, palla per Coletta che va tutta sola a sbagliare un tiro in 1 contro 0. Catania riparte, Ricciardello per Di Dio. Ricciardello Di Dio è l'asse portante della formazione del Catania Basket. Rola il tiro alla fine in base di Lobianco. Già dall'altra parte Cafiso per Coletta, ancora Cafiso da 3, sbaglia, tiro corto, si aggancia sotto canestro Di Dio con Messana. L'arbitro Di Stefano segnala il fallo appunto a Di Dio e dunque rimessa da fondo campo per Golfo Basket. Romeo ancora una volta, rimbalzo dopo l'errore al tiro, facile appoggio al canestro, già in doppia cifra Rosalia Romeo. Di questo passo oggi rischia di fare un quarantello. Cardì, consegno per Di Dio, sfida Lobianco, ancora Cardì, decide un po' cosa fare, serve alla fine Ricciardello, penetrazione Ricciardello, non supera Cafiso, ne ha 2 addosso, il fallo alla fine con un tipico gesto molto siciliano. Cafiso dice a chi lo stai rischiando? Di Stefano lo segnala per Coletta, non è fallo di Cafiso ma di Coletta. Cambio, rientra in campo Catanzaro, le dà spazio Cardì. Sono 2 liberi per Giuliano Cervello, deve far ripartire i suoi compagni. Hanno subito un break da 8-2. Errore al primo libero. Gianni Cervello l'anno scorso con Alessia Di Dio andò a giocare le ultime partite con il Gonzaga Palermo nei playoff proprio contro l'allora Remmo Pietrangelo. Lobianco, Messana, prova a tripla Messana, lungo il tiro, palla che finisce da mani di Stefano a rimbalzo. Di Stefano prova il post coast, bel movimento, gran canestro di Chiara Di Stefano, ottimo movimento, si rifà sotto la Catania Basket, adesso sotto di 4 punti. Cafiso per Lobianco, prova la tripla Lobianco, va a segno Marcella Lobianco, 3 punti per lei. Vantaggio di 17-10 al momento. Di Dio lancia il pallone, sperava nella chiamata arbitrale ma non c'è fallo. Maria Messana passa nel campo. Rosalia Romeo per Messana, un triangolo completato, un dai e vai completato che però non finisce a canestro.
alla fine fallo di Messana su Licciardello. C'è un gioco, viene fermato, si andranno a tirare liberi perché si è già esaurito il bonus per Golfo Basket, si va quindi dall'altra parte direttamente, dato che il fallo è avvenuto a rimbalzo, e ci sarà Giovanni Licciardello che si incarica dei personali. Giovanni Licciardello, ricordavo prima, già nazionale giovanile, tanti anni fa. Lei è una delle 3 ragazze che hanno inventato, hanno portato avanti il progetto della Catania insieme a Eliana Leo e Marzia Ferlito, ovvero tra le giocatrici più rappresentative del basket catanese, direi degli anni 2010. Per lei in carriera finora almeno oltre 200 partite giocate. L'anno scorso ha diviso la stagione della Catania e Verga Palermo, 2 anni fa invece la Via Grande che fece gli spareggi per andare in Serie 2 e vinse il campionato. Messana, sfida di Dio, ma rimane su di lei, bravissima di Dio in difesa, ma alla fine la palla in qualche maniera giunge sempre a Rosalia Romeo che prende il rimbalzo e il suo errore ne sbaglia 2 di fila. Alla fine Di Stefano la sbroglia, porta palla dall'altra parte, secondo cost di Stefano praticamente. Più che Dio, errore, rimbalzo di Licciardello, pratica calma, chiede di rallentare un attimino i ritmi, sono un po' fuori giro le ragazze di Catania Basket. Cardillo per Licciardello ancora, blocco di Dio, prova a tirare da casa sua Licciardello, c'è fallo, Chiara Occhipinti in maniera abbastanza evidente dice c'è stato fallo sul tentativo da 3 che era un tiro più che altro disperato di Licciardello, purtroppo ero impallato, non ho visto a che stava segnando il fallo. Grazie. Fallo assegnato, probabilmente mi aiutano gli arbitri in tribuna, a Lo Bianco, dice no. Non sono stata io, però in realtà la chiamata arbitrale c'è stata, il fallo era su un tiro mandato alla disperata, diciamo. Un libero assegno, secondo assegno. Poi sarà un'ultima azione soltanto per chiudere il primo quarto di questa Golfo Basket Catania Basket. Invasione nera e dunque 2 su 3 per Licciardello che tocca quota 6 punti personali. L'anno scorso con la Catania ha chiuso con 9,5 punti di media. Messana per Romeo, ultima azione del primo quarto, ribadisco, Lo Bianco consigliamo per Cafiso, l'azione di Cafiso bella sottomano che viene premiato dall'arbitro sempre Occhipinti con il fallo fischiato da Cardillo. Saranno 2 liberi per Federica Cafiso. Cafiso classe 96. Ha avuto anche qualche ha giocato sempre in questa categoria tra la Serie B e Serie C B, tra virgolette, quando la campionato regionale era unito alla Serie B. Dal 2014 al 2023 con la maglia della Stella Palermo, da quest'anno a Golfo Basket. Di Stefano con la battuta non va a segno. Noi ci fermiamo per qualche secondo.
Riprendiamo dal Palatomarchio di Via Grande per questo Opening Day di Serie B femminile, secondo quarto, Golfo Basket avanti 6 punti sulla Catania Basket e proprio il Golfo Basket riprende la gara cercando di portare avanti una vittoria che finora, un vantaggio meglio, che finora abbastanza chiaro. In panchina c'è Romeo che sarà la matta di ricevere la gara. Lo Bianco da 3, seconda tripla per Marcella Lo Bianco. Questo è un erro, è la figlia di Roberto Lo Bianco, che è il grandissimo fotografo palermitano. Per tantissimi anni ha immortalato Roberto Lo Bianco le giocatrici della Serie B femminile e della maschile. Alcamo in possesso di palla con Caliendo per Lo Bianco. Coletta serve sotto canestro Bianco che è appena entrata. Lo Bianco da 3, terza tripla di Lo Bianco. Partita fantastica per Marcella Lo Bianco. Già 3 triple, 9 punti per lei, 24-12, più 12 il punteggio, massimo vantaggio per Golfo Basket. Tripla segnata da Licciardello, ero distratto, purtroppo non ho visto. 24-15. Ritaglia qualche punto, ricuce qualche punto di svantaggio. Bianco dalla media, 2 punti per lei. Momento d'oro per la formazione trapanese. Mi ricordava il dirigente di Via Grande, Pippo Parisi, che Alcamo è gemellato, diciamo, che con Castellammare del Golfo, che è altra città storica. Alessia Di Dio, grandissimo, terzo tempo, layup finale, 2 punti, più 9. Momento molto godibile della partita, con tanti canestri da un lato dall'altro. Bianco penetra, scarica sullo Bianco, altri 2 punti, Lo Bianco al 100% al tiro, sta dominando. 11 punti per lei già, più 11 per Golfo Basket. Licciardello, Di Dio, Catanzaro, prova la tripla, Arianna Catanzaro, tiro contro il tabellone, stava per entrare, alla fine rimbalzo alle mani di Bianco. Tafiso, porta palla. Coletta dalla media, ancora una volta. Stiamo andando con percentuali irreali, ragazzi di Alcamo Castellammare. Percentuali altissime che hanno portato adesso sul più 13. Di Dio. Penetrazione, fallo di Lo Bianco. Credo che sia il secondo fallo per Marcella Lo Bianco. Cambio, primi minuti in campo per Tania Pia Messana, sorella di Marina. Anche lei con un passato dalla Stella Basket Palermo. Per Catane invece entra Giulia Nicosia, classe 2008, promettente 2008 del settore giovanile della Catane. Passi di Alessia Di Dio, si morde le mani, si dispera, ma alla fine ha perso il pallone. Più 13 Alcamo. Chiara Occhipinti richiama indietro la palla praticamente. C'è un cambio velocissimo. Valeria Dato entra in campo. Le dà il cambio Nicosia, cosa che non si può fare. Infatti Gabriele Spampinato ferma perché non si può fare questo tipo di cambio. Clip buona per il gap. E dunque rientra in campo Nicosia, che deve stare, non può essere cambiata. Dunque entra Nicosia, ora ufficialmente. Era per la questione del braccialetto, che aveva ancora il braccialetto che doveva essere tolto, comunque coperto, l'hanno coperto con lo scotch. Caliendo. C'è qualcosa che non va. Ah, i 24 secondi.
qualcosa che non va, forse 24 secondi, non ho capito bene qual è il fatto. Eravamo partiti con 14, in realtà siamo partiti con 24. Anna Caliendo marcata da Diddio, strettissima su di lei, palla per Messana, buttata ma alla fine recuperata da Coletta che fa un ribaltamento rischiosissimo al bianco, no look, grande no look per lo bianco che sbaglia il canestro da sotto. Che assist, non va a segno però dobbiamo segnalarlo. Alla fine c'è la Catanzaro sotto canestro. Palla toccata dalla difesa alcamese e cambio, entra Dato, esce credo di nuovo Nicosia, cambio anche dall'altra parte, primo ingresso in campo per Roberta Bonura, anche lei ex Stella Basket, da spazio Coletta, altra mattatrice della gara assieme a Rosalia Romeo. Daniela Dato sul perimetro, promettentissima 2007 lei, rubata di Tania Messana, grandissima rubata della sorella piccola di Marina Messana. Lo bianco davanti a sé a Dato, non la molla Dato, gran difesa e grande rubata di Di Stefano, al momento giocatrice più in forma forse per Catania Basket, e palla trattenuta per lo bianco con Dato ha recuperato il pallone contro lo bianco perché la freccia indica Catania Basket. Dio per Licciardello, ancora Di Stefano, Licciardello fa saltare Messana, penetra, subisce il fallo di Bonura, saranno 2 tiri. Due tiri di cui si incarica ancora Giuliana Licciardello, 9 punti per lei finora. Primo assegno per la mancina. Secondo non va a segno, rimbalzo di Di Stefano. Infrazione di piede forse di Di Stefano a questo punto. Palla per Golfo Basket, chiamata un altro cambio, entra per la prima volta Verdiana Lattuca, anche lei esperta, classe 94, anche lei tanti anni in campo con Roma Nord di Posto, Santa Venerina e poi da ultimo appunto qui a Catania Basket. Caliendo deve superare la difesa di Dio che è strettissima, Di Dio non la molla, alla fine commette infrazione di passi Caliendo, credo abbia fatto un quarto passo nel terzo tempo, o almeno così dice l'arbitro Chiara Occhivinti. Mi confermo la tribuna che c'è stato passo. Valeria Dato, lo bianco la pressa e commette alla fine fallo. Terzo fallo per lo bianco che finora ha una percentuale al tiro altissima, ha fatto finora 11 punti. Ma anche 3. Primo fallo? Io non credo che sia il primo fallo. Deve essere il terzo. Vediamo se il tavolo cambia idea. Sta discutendo. 2 tiri. Terzo fallo per lo bianco, come appunto dicevamo prima. Rimessa per Verdiana Lattuca. Giusto 5 secondi, sono 5 secondi. 5 secondi, palla persa da Catania Basket. Cambio, esce lo bianco, rientra Marina Messana.
Porta palla Caliendo e chiama già schema dalla difesa. Sempre il dio su di lei. Coach Gammino le ha affidato la mente del Golfo Basket e lei sta ripagando con grande pressione. Penetrazione di Tania Messana che però questo 8 mano lo butta praticamente, alla fine Bonura subisce fallo, commesso da Verdina Lattuca. Dove saranno 2 tiri per Roberta Bonura. Classe 99. L'anno scorso 4,8 punti di media in Serie B con la Stella Basket. Ha giocato anche con l'Olimpia Alcamo, lei in realtà nel 2014-15, l'ultimo anno di Alcamo nella massima serie regionale, furono 3,4 punti a partita per lei. 0 su 2, rimbalzo per Di Stefano, palla recuperata da Bianco in un tandem con Messana Junior. Bianco per Bonura, bell'assist ma pessima conclusione, rimbalzo di Lattuca, Di Dio deve uscire da 3 marcatrici e fallo di Bianco che arriva troppo irruente su Di Dio. Si esaurisce ora il bonus per Golfo Basket. Coach Barbera sta chiedendo spiegazioni all'arbitro Occhi Vinti. E secondo fallo per Cola Bianco. Giovanna Di Cerdello dalla difesa, mancano 5 secondi alla fine del quarto? No, 5 minuti e 23? Ah, perché c'è il blank, per questo è nel 24. Magari. Buon il primo. Di Bonura che subisce anche il fallo di Lattuca, dunque sarà rimessa a fondo campo per Golfo Basket Alcamo, secondo fallo per Verdiana Lattuca. Golfo Basket in posizione di palla, Caliendo per Messana, vicino un po' il da farsi, alla fine esce Bonura, Tania Messana, Bonura ancora per Marina Messana, un strano terzo tempo che alla fine consegna la palla praticamente a Catania Basket. Ping pong concluso adesso con questo tiro dal post alto di Dio, errore, rimbalzo ancora di Bonura, palla a Messana. Caliendo fa rallentare i ritmi, Anna Caliendo, ancora fisico perfetto per la play quarantenne. Tania Messana, ancora Caliendo, Tania Messana, schiacciaterra per Bonura che prende sulle ginocchia della lunga. Penetrazione di Caliendo, stoppata da Giovanni Di Cerdello, gran stoppata, 24 secondi conclusi, palla Catania Basket. Time out, chiesto a Golfo Basket, ci prendiamo qualche secondo. Torniamo al Palatomarchio di Via Grande
Golfo Basket 30, Catania 19, partita che ha 11 punti di divario ma abbastanza equilibrata, con percentuali piuttosto alte da parte di Golfo Basket. Catania che sta comunque difendendo in maniera molto ordinata, adesso sta provando a recuperare qualcosa, che è arrabbiatissimo con lei, è riuscito prima un bel infranto sul ferro, rimbalzo di Bonura che converte questo rimbalzo in 2 punti molto importanti perché portano le due squadre sul più 13. Nuovo massimo vantaggio, precedente era più 12. Di Stefano, bel sotto mano, sbaglia però, rimbalzo di Caliendo che resiste a 2 avversarie. Di Stefano rientra su di lei, alla fine Messana, Tania per Messana Marina, basso di gira Bonura, un reverse, gran canestro di Bonura, 4 punti per lei, 4 punti consecutivi peraltro. Di Stefano per Dato, subisce fallo, credo fallo a Marina Messana, adesso vediamo, il fallo è stato fischiato a Tania Messana. Andrea mette ancora una volta Giovanni Cerdello. C'è un cambio. Primo libero assegno per Giovanni Cerdello. E si porta a quota 9. Solo prima ho ricontrollo i dettagli sullo swish, era sbagliato il mio conteggio. Sbaglia il secondo, 1 su 2, fallo, rimbalzo. Ne esce Coletta. Rimessa a fondo campo per Golfo Basket con Tania Messana. Per Marina, Caliendo. Caliendo che potrebbe essere mamma di molte delle giocatrici qui presenti. Un'esperienza lunghissima. Bonura, 6 punti di fila per Roberta Bonura. La classe 99 sta dominando in questa fase della gara. Di Dio prova la tripla, airball, fondo campo per Golfo Basket. 2 minuti alla fine del secondo quarto. Abbiamo Caliendo ancora in possesso di palla. Marina Messana per Bonura, Tania Messana, penetrazione, grande assist per Coletta che subisce fallo da dietro di Stefano. Saranno 2 tiri per Anna Coletta. Finora per lei 6 punti, tutti molto importanti all'inizio della gara. Coletta, 2 tiri per lei. Anna Maria Coletta, buon il primo. L'anno scorso per lei 9,9 punti di media in Serie B. Due su 2. Dunque più 18, si sfiora il ventello di divario tra le due squadre. Rubata di Tania Messana ad Arianna Catanzaro. Terzo tempo di Bonura che sbaglia. Rimbalzo di Caliendo, 2 punti per Anna Caliendo. Reazione di Dio che deve fare qualche passo indietro, servire Giuliano Cervello. Ancora Dato, prova tiro da 2, lungo, rimbalzo per Maria Messana che dà a Caliendo. Apertura per Tania Messana. Chiama schema, serve Marina Messana, penetra, passaggio a livello di Dio. Poi 2 punti per Coletta. Tutta la partita passa sotto canestro per la formazione di Golfo Basket che praticamente sta dominando vicino al ferro. Dato, taglia sotto le gambe, passi, no, fallo. Ha detto passi in realtà, però c'è un fallo fischiato a Marina Messana. Dalla panchina dico di fare silenzio. 2 tiri ancora per Licciardello che ha subito al momento penso almeno 7 falli.
Primo tiro libero non a segno per Giovanni Cerdello. Poi si prepara un cambio per Golfo Basket, si prepara Ilenia Scalavino, anche lei ex Stella Palermo. Buono il secondo. Doppia cifra raggiunta da Giovanni Cerdello, 10 punti per lei. Coletta, passa in campo lei. Schiacciato terra di Scalavino per Coletta che va a segnare il reverse. Incredibile Anna Coletta cosa sta facendo oggi pomeriggio. Grandissima partita la sua. Come tutte le lunghe in realtà di Golfo Basket. Fallo offensivo. Dunque sarà rimessa ultimi 27 secondi del secondo quarto e poi sarà intervallo lungo. Qui in regia, in Giorgio Ascalia abbiamo fame. Come sempre Filippo Ciavarello alla regia, ringrazio sempre. Sì. Palla recuperata da Catania Basket su questo errore nella rimessa laterale per Diana Caliendo, se non erro. C'è un malinteso che ha portato appunto il Catania ad avere 14 secondi per completare l'azione d'attacco. Dato, regala il pallone, nessuno tocca e dunque sarà rimessa dall'altra parte in teoria. No. Rimessa, vabbè, niente. Adesso Caliendo in possesso di palla, Golfo Basket. Schiacciato terra per Coletta che si gira tra 4 mani che le arrivano addosso, alla fine andrà a tirare. 2 tiri per Coletta. Due tiri per Anna Maria Coletta, già 12 punti per lei, miglior marcatrice della partita. Potete seguire le stats in diretta su FIP Stats, le statistiche. Noi invece facciamo vecchia maniera, carta e penna. Assolutamente sì. Coletta, 2 viveri per lei. Il primo l'ha segnato, mi pare, sì. Abbiamo distratto. Il secondo non ha segno. Più 23 il punteggio al momento per Golfo Basket, ultimi 10 secondi del quarto, Dato passa nel campo, 7-6, la palla viene regalata ancora a Golfo Basket con Tania Messana, penetrazione di Tania Messana, prova a tirare, sbaglia, alla fine sono una serie di contatti, finisce il tempo, niente da fare per entrambe le squadre, 44 Golfo Basket, 21 Catane, noi ci fermiamo.
Golfo Basket 44, Catania Basket 21. Iniziamo a brevissimo il terzo quarto di questa partita tra le due formazioni che sono qui impegnate nella seconda gara dell'Opening Day in Serie B femminile. Quest'anno 8 squadre, tutte andranno ai playoff, dunque già qualificate ai playoff sia Golfo che Catania Basket. E per andare in Serie 2 la strada è piuttosto stretta perché dovranno fare appunto questo playoff in quarti, semifinale e finale. La vincente andrà a fare lo spareggio contro la squadra della Campania, se non erro la terza classificata, esattamente. Chi vince questa partita si disputerà a metà maggio, giocherà contro la vincente del Triveneto. Chi vince questa partita farà la finale per andare in Serie 2 contro la vincente della campionessa del Piemonte contro la seconda della Lombardia. Una formula complicatissima per riuscire ad arrivare fino in Serie 2, come sempre collo molto stretto della bottiglia. Sottolineiamo con Anna Caliendo che il commento di prima era per ridere, lo sa anche lei. Ma no! Anche perché è ancora con un fisico fantastico per questa età, che non diremo più, non ricordiamo più. Si entra con Golfo Basket, Cafiso per Caliendo. Serve Cafiso ancora, prova la penetrazione, si allontana, viene raddoppiata, c'è il fallo, crolla su di lei Di Stefano. Vediamo se il fallo sarà a Di Stefano, sì, appunto, e non a Licciardello. E dunque sarà una rimessa laterale per la formazione di Castellammare Alcamo. Terzo fallo per Di Stefano e cambio che viene concesso, ovvero Cardillo che dà il cambio proprio a Di Stefano. Vuole cercare di risparmiare appunto la lunga, che ha fatto comunque un ottimo primo tempo, coach Gambino. Rimessa a fondo per Cafiso, palla a Coletta, ben marcata Ricciardello, si rifugia in Marina Messana, penetrazione di Messana, terzo tempo, il tiro è un po' lungo, cioè va sul tabellone e poi è lungo, rimbalzo è sembrato le mani di Cafiso, ma alla fine lo recupera Catania Basket con Catanzaro. Esce Di Dio dai blocchi, prova la penetrazione, cambio di mano, va a tirare, tiro è corto, rimbalzo di Marina Messana. Apre Messana per Romeo, Caliendo, ancora Romeo, un passo indietro, prova da 3 a tirare, va a segnare Di Cabella. Oggi Romeo può mettere quello che vuole a canestro, può andare a prendere anche la sede del cambio e la tramuterà in punti utili per Golfo Basket. Di Dio, penetrazione, palla sfilata dallo bianco, a finire fuori perché l'ultimo tocco in realtà è stato poi di Cardea. Brava lo bianco qui a far carambolare la palla su Cardea e palla per Golfo Basket. Si preparano intanto Via Grande e Rescifina Messina, che sono protagonisti dell'ultima partita della giornata. Cafiso per Coletta, ancora Caliendo, porta il blocco Coletta su Cardea, Caliendo non vuole penetrare, serve ancora Romeo, Romeo per Marina Messana, tiro in allontanamento di Coletta, anche lei giornata di grazia, 14 punti per l'ala grande. Dall'altra parte Catania Basket con Di Dio, Ricciardello, penetrazione, scarico che finisce dalle mani di Caliendo che ruba la palla, serve Marina Messana, schiacciato terra per Romeo, qualcuno a terra sta male, una giocatrice, no appunto non facciamo vedere la situazione chiaramente, che si tocca lo stomaco, ci fermiamo qualche secondo.
Si è rialzata la Coletta che appunto alla fine dal fondo campo con l'intervento del medico sembra più o meno tutto ok. Dunque adesso possiamo riprendere con la partita. 49 Golfo Basket, 21 Catane. Questo terzo quarto della seconda partita dell'Opening Day. Sarà rimessa a fondo campo per Cafiso, l'azione è stata interrotta appunto perché c'è un giudice a fondo campo. Caliendo prova la tripla, Anna Caliendo, la palla che si fa beffa del tiro e va fuori, alla fine Catane dall'altra parte. Alessia Di Dio prova anche lei dalla lunga distanza, airball che finisce dalle mani di Roberta Bonura, palla a Caliendo che innesca Messana dà una bellissima palla per Romeo che in maniera imbarazzantemente facile va a segnare. 51-21 più 30 per Golfo Basket, ormai partita indirizzata per la formazione di Alcamo Castellammare. Calanzaro perde palla, recupera Romeo da Caliendo, si rallenta un attimo il ritmo. Gran passaggio di Messana per Bonura che fa un altro reverse, secondo reverse della sua gara. Bonura è già a quota 8 punti, puliti sotto canestro. Fa quel che deve fare. Si candida a formazione sorpresa del campionato, la matricola Golfo Basket, che ribadiamo ha riportato il basket che conta ad Alcamo a distanza di 8 stagioni. Tripla di Ricciardello, che forse si è fatta pure male. 13 punti per lei. Bonura, Messana, schiacciato terra per Cafiso, alto reverso, altri 2 punti. Time out obbligatorio per coach Gambino. Situazione si fa pesante per la formazione del Catane Basket, non ci fermiamo qualche secondo. Parato Marchio di Piegrande, terzo quarto di Golfo Basket Catane, più 31 il punteggio in favore delle alcamesi, con Catane Basket in possesso di palla. Cardea, ha ricevuto palla da Cardì, ritorna alla compagna. Di Dio, questo Cardillo. Cardì è un po' complesso in questo, abbiamo Cardì, Cardillo e Cardea. Tiro corto, rimbalzo di Cafiso dall'altra parte, con Marina Messana che fa la play, palla a Cafiso, penetrazione, gran terzo tempo, gran sottomano, 2 punti immediatissimi, quarto punto consecutivo per Federica Cafiso, tocca quota 5, ottimo impatto in terzo quarto per la giocatrice palermitana. Cardea per Di Dio, si prende questa sorta di blocco, Cafiso resiste Ali Cervello, ruba palla, va a segnare, no, sbaglia, sembrava facile, sembrava già iniziato dal fondo della retina, errore al tiro per Cafiso, già dall'altra parte la Catane Basket. Il Cervello per Di Dio, palla a Cardì, serve Cardillo, tiro dalla distanza, è corto,
sfiora soltanto il ferro e dunque Golfo Basket che riprende le azioni. Bonura, corto, rimbalzo di Licciardello, momento confuso della gara, tanti errori, palla recuperata da Golfo Basket con Marina Messana, passa da campo, serve Caliendo che prova a spararla da 3, il tiro è corto, rimbalzo di Bonura, ultimo tocco di Dio, sarà palla Golfo Basket. Abbiamo qui accanto il delegato FIP Catania Giovanni Spinella. Giovanni, oggi mini basket al Palavolcan, com'è andata? Intanto buonasera a tutti, è andata bene, abbiamo dato per l'ennesima volta dimostrazione che il mini basket è vivo ed è iniziato, abbiamo visto tanti bambini sorridenti e felici e quindi non possiamo che essere contenti di come sta andando e presto avremo novità anche sulla nuova figura mini basket che ci sarà come responsabile su Catania. Quest'anno già 2 corsi sono partiti di allenatori, il corso di istruzione mini basket, quindi c'è molto movimento. Sì, c'è molto movimento e siamo una delle poche province che ha prodotto più corsi a livello CNA. Stiamo provando ad attivare anche un primo anno mini basket, speriamo di avere i numeri per poterlo attivare e portare avanti e quindi direi che non ci possiamo lamentare. Si sta iniziando a parlare anche di Giamboree internazionale. Si sta parlando anche di Giamboree internazionale. Oggi abbiamo avuto un primo approccio anche col CONI per poter accogliere nel migliore dei modi questo evento. Speriamo di poterlo portare su Catania perché sarebbe l'ennesima ciliegina sulla torta che questa provincia mette negli ultimi tempi. Anche perché Pallacanestro di Grande ha voluto ospitare questo Opening Day ed è anche importante per riconoscere forse il territorio, no? Sì, ma al di là del territorio è una festa per tutto il movimento femminile. Speravamo di poter accogliere anche le squadre palermitane, ma non è stato così e questo ci dispiace. Però va bene, è una festa, su 8 squadre ne sono venute 6 e siamo felici per le 6 che sono arrivate. E c'è anche una buona cornice di pubblico, la gente è interessata e ripeto, andiamo avanti e speriamo che, lo abbiamo visto anche con i numeri degli Under 13 femminili iscritte al campionato, vediamo se da qui a breve usciranno tante altre squadre e usciranno anche tante altre giocatrici perché siamo veramente a corto di giocatrici di un certo livello in Sicilia. Benissimo, grazie a Giovanni Spina, delegato FIP Catania. Buona serata, grazie. Torniamo alla diretta, 59 Golfo Basket, 24 per Catane, airball, l'ultimo tiro nel periodo in cui parlavamo con Giovanni Spinella, è stato il primo canestro dal campo di Marina Messana. Questo terzo quarto ha visto appena 3 punti per Catane, mentre già quota 15 il Golfo Basket che ha aumentato a dismisura il suo vantaggio. Siamo a quota 35 punti di vantaggio. Si ferma intanto Rescifina e Via Grande, i padroni di casa giocano l'ultima partita della giornata. Fallo per la difesa di Catania Basket, credo fischiato a Cardillo se non erro. Sarà rimessa laterale per Golfo Basket con Federica Cafiso. Schiacciato per Marina Messana. Ancora uno schiacciato a terra per Bonura che si gira molto bene, però ne risulta un arcobaleno che va a finire a tenere le mani di Cardì. Fallo di Scalavino su Cardì. Ancora siamo ben lontani dall'esordio del bonus, quindi sarà una semplice rimessa laterale. Dato si incarica della rimessa per Diddio. Dato guarda l'uscita di Cardea dal blocco, consegnato per Cardì, anche se a Cafiso non è facile, è un cliente non troppo amichevole. Diddio, ancora Cardea, 5 secondi ai fine 24, prova il tiro Cardea, ma è assolutamente fuori bersaglio. Già dall'altra parte 2 punti facili per Bonura in questo contropiede chiuso. Doppia cifra aggiunta da Roberta Bonura. Prova Chiara Di Stefano a tirare, subisce un fallo credo di Marina Messana. Cambio per Cardea.
esce e lascia spazio a Giulia Nicosia. Ricordiamo Nicosia, classe 2008, la più giovane fino ora scesa in campo per tutte le 4 squadre che ci sono state. 2 tiri per Chiara Di Stefano, lei parte da quota 2 punti. Buono il primo. Dopo la gara non ci lasciate perché avremo le interviste post partita e infine ci sarà l'ultima diretta del giorno tra Via Grande e Rescifina Messina. Bonura, Messana, Esso Scalavino per Rosario Romeo, palla a Cafiso, generazione di Cafiso, su di lei dato, ottima difesa ma bellissimo passaggio di Cafiso, grande assist per Bonura, davvero grande assist di Cafiso per Bonura. Di Dio, Di Stefano, rubata di Cafiso, in questo momento sta volando, sbaglia ancora un controllo, fallo fischiato alla 32, dunque a Cardi. Lo bianco per Messana, c'è cambio, si è messo da fondo campo per Liga Cafiso, 14 secondi per l'azione di Golfo Basket. Scalavino, lo bianco, Cafiso trova la tripla, lungo il tiro, rimbalzo ancora di Scalavino, grandi azioni tambureggianti di Golfo Basket. Adesso il rimbalzo di Cardi che sfugge a 3 avversari, dall'altra parte palla per il cervello. Di Dio, finta la tripla, sbilancia Cafiso, poi serve Nicosia, prova la penetrazione di Nicosia, serve sull'angolo dato, tiro lungo, se possiamo darlo un rimbalzo, Scalavino recupera la palla, comunque serve Bonura che butta via la palla, rimbalzo di Lo Bianco. Era un tiro ma in realtà la palla è stata buttata perché era proprio sbilanciata a Bonura. Romeo tiro corto, rimbalzo di Romeo tiro corto, di nuovo fallo di dato, andrà a tirare Romeo che si arrabbia con se stesso. Sono 38 i punti che separano le due squadre e appena 4 quelli sono da Catania Basket in questo terzo quarto. Diciamo che il punteggio è volato via proprio in questo quarto e anche nel secondo veramente poco da dire a livello di punti. Romeo mette a segno il 16° punto della sua partita, 17 per lei. Raggiungiamo il più 40, è una storia psicologica che viene superata in questo momento. Golfo Basket trascinata da le sue veterane ma anche molte giovanissime per fare un bel campionato davvero quest'anno e riportare l'entusiasmo in quella piazza appunto Alto, ma anche Castellammare e il Golfo. Ha fatto tanti bei campionati. Ancora un tentativo di Cafiso, rimbalzo di Lo Bianco che resiste alla difesa di Nicosia. Bonura per Scalavino, palla toccata da Dato ma non rubata e poi fallo di Dato ancora su Cafiso. Per Dato che sta tornando in panchina e il fallo numero, aspettavo l'indicazione da parte del tavolo, fallo numero 3 per Velia Dato che è figlia di Peppe Dato, allenatore della Nuoto Catania, squadra di pallanuoto gloriosissima di Catania, una delle principali squadre di Catania. Sbaglia prima Cafiso, squadra di UT Sport, ovviamente di pallanuoto della principale maschile. Un tiro per Cafiso, 0 su 2 liberi, rimbalzo per Lattuca, serve Cardi, rallenta l'azione Cardi, guarda il cervello, palla a Lattuca, gioco di palleggio, sono in 24, devia Nicosia da 3, tiro corto, l'aggancia Bonura,
Bianco viene sporcato il passaggio di Bianco, c'è fallo, abbastanza evidente, Bianco si arrabbia con se stesso. Fallo ritengo fischiato alla... sì, forse sempre a Bianco. C'era un cambio, si doveva entrare Carla Gugliotta, altra classe 2008. Lei siracusana, anche lei figlia d'arte sportiva, cestistica, il padre Carlo era vecchia gloria a Siracusa. Fino a una decina d'anni fa giocava ancora in Serie C. C'è un silenzio. Ok, secondo fallo. Non ho visto onestamente a chi l'ha fischiato a questo punto perché era proprio perpendicolare a me l'indicazione. Non buono il tiro, il primo. Un tiro per Cardì. Non buono anche al secondo, 0 su 2, palla per Golfo Basket. Sempre 40 punti, mancano pochi secondi alla fine del quarto. Non è fallo, è semplicemente palla fuori. C'è una spiegazione ai ragazzi in maglia bianca. Cambio di Dio per Gugliotta. Palla recuperata da Catane, adesso è un Cardì, stanno facendo i secondi. Niente da fare, niente tiro. Più 40 alla fine del terzo quarto. Noi ci fermiamo qualche secondo. Di Golfo Basket contro Catane, più 40 il punteggio in favore della formazione di Alcamo Castellammare. Nicosia, la classe 2008, in possesso di palla come playmaker, da parte adesso penetrazione di Icardi, non c'è fallo, rimbalzo per Alcamo, adesso va a tirare con lo bianco, sbaglia, rimbalzo per Bianco, ancora lo bianco in possesso di palla, cioè sono due, lo bianco e bianco. Tiro da 3 di Scalavino, rimbalzo per Lattuca, palla a Licciardello.
Il Cerdello guarda Lattuca che è difesa da Bianco a distanza, bravissima Nicosia a superare l'avversaria, poi il tiro è corto di Cerdello e dunque palla per Golfo Basket. Scalavino per la neoentrata, ho perso il numero, scusate, Monastra, ecco. Fallo fischiato a Bianco, terzo fallo per Carola Bianco, classe 93, anche lei veterana del basket palermitano, per tantissimi anni vista con Stella Palermo. L'anno scorso vincitrice della Serie C con Polis di Cinisi. Altro fallo, ancora palla per Catania Basket. C'è qualcosa che non va a cronometro, infatti il 24 è rimasto bloccato. Aspettiamo che tutto sia a posto, stanno cercando di vedere anche per quanto riguarda il referto elettronico, che è una grande innovazione ma ancora non è al 100% per quanto riguarda l'applicazione pratica. Dicevo prima Carola Bianco, l'ultima esperienza per lei con il Verga Palermo prima del Polis Cinisi nell'anno del 21-22. Golfo Basket ha rubato palla, adesso Scalavino per Monastra Prestigiacomo per essere precisi. Palla che giunge a Marcello Bianco su Nicosia, un passo indietro, un passo avanti, alla fine viene servita a Bianco e c'è fallo. Il fallo viene dato a Nicosia, Giulia Nicosia. Rimessa a fondo campo per Golfo Basket, non si è sbloccato più il punteggio in questo quarto. Tiro sbagliato e palla dall'altra parte già per Catania. Errore nel passaggio di Lattuca a Licciardello. Se fossi alle statistiche non saprei se dare la palla persa a Licciardello o la palla persa a Lattuca. Siamo un po' in tandem. Scalavino per lo Bianco, ancora Monastra Prestigiacomo, si gira Bonura che butta via il pallone, non è da lei, finora ci ha fatto vedere tanti bei tiri, infatti ha segnato con ottime percentuali, direi anche 12 punti. Ancora Nicosia, tanti minuti che sta concedendo coach Gambino. Silvia Gambino che è stata playmaker per tantissimi anni tra Lazio, Rainbow e Scifia Messina, poi ha giocato a Malta dove ha vinto tutto a livello femminile e giovanile. È stata anche allenatrice della maschile a Malta, nel senior maschile. E poi è tornata qui a Catania, Silvia classe 86. Catania prova ad attaccare, Nicosia salva una palla che sembrava destinata ad andare fuori, che le è stata passata da Carla Gugliotta. Alla fine ne fischiano un fallo proprio che si avvicina a Monastra. Triplo cambio per coach Gambino, entrano Catanzaro, Di Stefano e Di Dio, lasciano il campo Gugliotta, Lattuca e lascerà poi Cardì perché è la tiratrice dei liberi.
2 liberi per Cardì. Niente da fare, ancora punteggio bloccato. Più 40 per gol. No, scusate, un punto l'ha fatto al tiro libero. C'è cambio, diciamo appunto Cardì per Catanzaro. Si sblocca il punteggio dopo 3 minuti praticamente con questo libero di Cardì. Lo bianco per Scalavino, Golfo Basket, prova dalla media, ancora Monastra, va a segno, primo canestro per lei. Catanzaro per Di Stefano del Catania Basket, tiro in lungo, rimbalzo ancora per Bianco, palla Scalavino. La play palermitana, serve ancora lo Bianco che fa andare via Nicosia, riceve in post basso Bianco per l'azione di Scalavino, ancora lo Bianco, ci prova da 2 alla distanza, rimbalzo di Stefano che tira giù una gran quantità di rimbalzi per Catania Basket, una squadra piuttosto piccola di centimetri. Catanzaro per Nicosia, buon cambio di mano, però alla fine decide di rifugiarsi in Diddio. Prova la tipa, sbaglia, rimbalzo ancora di Nicosia. Va a segnare, vita bella, Giulia Nicosia. 2 punti per lei. E il punteggio che adesso è 67-28. Rubata di Dio su errore del passaggio di Scalavino. Il Dio già d'altra parte in terzo tempo, sbaglia ma viene commesso un fallo su di lei. Era impossibile segnare. Non buono il primo di Alessio Di Dio. (5:40) alla fine della partita, che è da tempo già ormai indirizzata verso Golfo Basket. Grande pressing in questo momento del Catania Basket, che fa commettere infrazioni di passi alle giocatrici del Golfo Basket. Palla recuperata ottimamente dalla squadra di coach Gambino. Nicosia in cabina di regia, pallone indirizzato in tribuna praticamente, e quindi palla per Golfo Basket. Crolla a terra Scalavino che si fa male, probabilmente ha preso una distorsione da sola in realtà, ha messo male il piede. Ora vediamo. Esatto, è piegata proprio la caviglia, mi suggeriscono. Esatto. Ma ci fermiamo qualche secondo.
Ho un ospite speciale in questo momento qui in cabina di regia accanto a Filippo Ciavarello, è venuta Giuliana Lamanna, che fino all'anno scorso era la torre, diciamo, della Serie B siciliana. Giuliana, com'è intanto stai lontano dal campo? Ti manca? Manca sempre, ovviamente la pallacanestro chiama. Sono qua a vedere le mie compagne e vedere un po' le squadre. Devo dire che le partite precedenti non le ho seguite, quindi adesso vediamo un po' cosa c'è quest'anno in giro. Tu non sei riuscito a fare neanche l'opening day dell'anno scorso, ma questa idea di avere un opening day tutti assieme come ti pare? È un'idea molto carina, sì, io neanche l'anno scorso ero presente perché al solito mi decido tardi a rientrare, oppure provo a resistere ma ogni anno va male. Vediamo che succede quest'anno. È davvero una bella occasione. Mi piacerebbe vedere ancora più pubblico, però ci accontentiamo. Esatto, passo passo diciamo, anche perché quest'anno penso che saprai che siamo passati da 10 a 22 squadre per l'Under 13, quindi magari in futuro avremo anche più squadre, più giocatrici e più pubblico. Certo, piano piano il settore sta crescendo, quindi questa è una cosa che può fare solo piacere. Anche a Via Grande ho visto che col settore mini basket sono cresciuti tanto, ci stanno lavorando e questa è sicuramente una cosa positiva. Così anche come Catane lavora tantissimo sul settore giovanile. Ottimo, diciamo, speriamo che si possa sempre più creare numero. Esatto. Quest'anno in più si è aggiunta anche Alcamo, che mancava da qualche anno, è una Serie B abbastanza distribuita, non so cosa ne pensi, se hai un'idea già sul... Non ho capito bene che squadra, sto vedendo molte giocatrici di Palermo, vero? Esatto, di Stella. Esatto. Non... Hanno fatto diciamo un'unione in quella zona tra Castellammare e Alcamo, ci sono varie ragazze della Stella Palermo. Ma quindi la Stella non c'è? Sì, c'è anche la Stella. C'è la Stella, ok. Sì. Sono proprio poco informata. Ok. Vediamo, non ho idea di che squadra sia, molte sono ragazze giovani probabilmente che non conosco, alcune già viste e riviste col Palermo, vediamo. Bene, grazie Giuliana, spero di divertirsi in campo. Grazie, ciao Robby. Anche a vedere le partite, dai. Esatto. Torniamo sulla partita, 71-29 il punteggio, sempre fuori di Golfo Basket. Ne stiamo Giuliana Lamanna che ci ha concesso qualche parola. Di Dio lo rassegno, 2 punti per lei. Monastra si gira dal post medio, serve Messana, lontana dal canestro. Su di lei Nicosia, tantissimi minuti per lei, direi ben ripagati. C'è un fallo ma anche ben speso nel viso. Cambio, doppio cambio, rientra Gugliotta, c'è anche spazio per Specchiale, altra giocatrice dei giovanili della formazione del Catane, classe 2006. Salutiamo intanto a casa coach Andrea Bianca, ex allenatore del Catane Basket. Saluta anche Nicola Cardi che è qua a fianco a me, che ci segue ed è sempre un amico. Maria Messana si prepara per 2 liberi. C'è qualcosa da sistemare, non so se sia di verificare il numero di maglia. Ah, è il numero di maglia di Specchiale che non è molto chiaro, penso. Viene fatto sostituire, forse si è staccato lo scotch, probabilmente, esatto, quindi non si capiva bene quale fosse il numero. 2 liberi per Marina Messana, primo assegno. Secondo l'assegno, poi rimbalzo per Golfo Basket, Messana prova da 3, tabellata, rimbalzo tra 10 mani, alla fine ha ragione di tutto Carla Gugliotta che subisce anche fallo. Si tocca in realtà i denti di Ania Messana. Tutto a posto sembra.
Il fallo non ho capito, però ha chiesto di segnalare. Forse è Carola Bianco che ha il fallo numero 2, non saprei. C'è un po' di confusione all'interno del campo, dunque è più complicato capire chi abbia commesso questo fallo. 3 minuti alla fine, penetrazione di Dio, scarico per Specchiale, primo canestro nella sua carriera da segno per Ginevra Specchiale, classe 2006, primo canestro per lei. Tania Messana in possesso di palla, perde la sfera, sempre fuori Specchiale, motivatissima la ragazza che arriva fino in fondo, poi serve sull'esterno Gugliotta, adesso prova a penetrare l'S di Dio che scansa l'avversaria, però non riesce a centrare il canestro. Rimbalzo per Marina Messana, palla rubata da Nicosia che dal posto alto va a tirare, non segna, non entra, per sfortuna direi. Palla fuori, ancora palla per Catania. Ancora palla per Catania. Poi perde perché alla fine Carola Bianco la recupera. Già dall'altra parte Marina Messana per Tania Messana. Carola Bianco prova dalla lunga distanza, rimbalzo che non lo prende nessuno alla fine. Tocco, l'ultimo è stato di Catania Basket, dunque sarà rimessa a fondocampo per Golfo. Una ventina di anni fa c'è un'altra squadra di Alto che si chiama Basket del Golfo, sono un nome ricorrente, tutta sola Marina Messana va a segnare altri 2 punti. Più 43 il divario delle due formazioni in questo momento. S di Dio, serve Ricciardello per nessuno perché né Nicosia né Specchiale riescono ad agganciare. Dunque rimessa a fondo campo per Golfo Basket, ultimi minuto e 47 da giocare. Il movimento dell'arbitro, il momento della rimessa è indicativo perché appunto indica che sono gli ultimi 2 minuti. Entrata anche Zangara, protagonista dei piani 3x3 come Nicosia è dato per il Catania Basket. Rimbalzo alla fine, Tania Messana va a mettere altri 2 punti. Time out per coach Gambino. Non manca 1 minuto e 23, noi ci fermiamo qualche secondo. Ciao, come va? Posso? Partiamo con la diretta per l'ultimo minuto e 20 e 15 di gioco. Specchiale prova a scaricare sull'esterno per Dio, penetrazione di Nicosia, si impenna la palla a Gugliotta, non riesce a tenerla, alla fine Bianco apre per Tania Messana che butta il pallone, non c'è fallo, niente di niente, rimbalzo preso da Zangara.
in balzo, possiamo dire, diciamo palla recuperata da Zangara e poi a fondo campo. Ricciardello per Di Dio. Di Dio per Giulia Nicosia. Ricciardello ancora. Gugliotta. Specchiale. Passi Specchiale, ha mosso il piede perno. Si è fatta male Ricciardello. Crampi credo per lei. Esce zoppicando Gianni Ricciardello, entra al posto suo Dato e poi Di Stefano per Gugliotta. Ultimi scampoli di gara, ormai punteggio in ghiaccio da almeno 2 quarti. Tania Messana si incarica della rimessa da fondo campo, sbaglia perché gliela recupera Giulia Nicosia, un grande mestiere anche se nel 2008. Bianco con grande difesa di lei, Nicosia in qualche modo fa vedere la palla di Dio che dal posto alto tira corto, rimbalzo di Bianco che apre per Tania Messana, non vuole fare il contropiede, ormai mancano 23 secondi, partita veramente in ghiaccio, non ci mollate perché ci sono le interviste di fine partita. Tania Messana recupera in qualche maniera Di Stefano, palla per Specchiale, apre per Dato, ultima occasione per andare a segno per Dato che ancora è virgola, fa però un passaggio per Di Stefano, lo contiamo come assist e per Di Stefano sono altri 2 punti, va a quota 5. Si chiude praticamente qua la gara. Punteggio finale, possiamo dirlo, 76 Golfo Basket, 33 Catane. Brevemente leggo i punteggi: Lo Bianco 11, Caliendo 2, Messana Tania 2, Bonura 12, Monastra 4, Coletta 14, Rosalia Romeo 17, Capiso 5, Messana Marina 7, Bianco 2, Ricciardello 13, Di Stefano 5, Di Dio 10, Nicosia 4, Specchiale, virgola perché lo dico come statistica, in realtà Specchiale 2, Nicosia 2, Cardi 1. Io adesso vado a fare interviste post partita. Siamo a centrocampo con Marina Messana, oggi grande esordio in... Martina, perdonami, ho sentito male. Ti ho chiamato tutto il tempo Marina, sappilo, alla grande. Comunque con Martina Messana abbiamo fatto questa partita, questo esordio molto positivo per voi. Come l'hai vista dal campo? Allora, è stata la prima partita di campionato, quindi avevamo un po' di ansia, un po' di tensione, perché comunque si tratta di una squadra nuova,
composta da tante giocatrici di tanta esperienza ma anche tante giovani, quindi avevamo paura che non riuscissimo ad amalgamarci per bene. Invece, da come si evince anche dal risultato, non poteva andare meglio. Sappiamo giocare bene insieme, sicuramente ci sono aspetti su cui dobbiamo lavorare, però questa è la strada giusta. Un progetto molto interessante perché vi portate Alcamo nel basket che conta, e poi mettete assieme tante realtà. Come lo vedi tu dall'interno? Allora, io sono cresciuta ad Alcamo, quindi aver visto scomparire questa realtà d'Alcamo e il fatto che adesso si sia ripresentata l'occasione di poterla fare rispuntare, ecco, è emozionante, una grande soddisfazione, una grande emozione, quindi speriamo di continuare, speriamo che ci dia buoni risultati. Ultima domanda, com'è questa esperienza dell'Opening Day? Già per te è il secondo anno che lo fai? Sì, no, in realtà è una manifestazione carina, cioè è bello vedere comunque anche le altre squadre, poter vedere come giocano, chi andrei a sfidare nelle partite successive, insomma è anche una giornata comunque di unione, di basket, ecco, quindi. Esatto. Grazie a Martina Messana. Grazie a te, ciao. Adesso coach Barbera. Complimenti, intanto coach Dino Barbera, complimenti per la vittoria. Come l'hai vista oggi? Ma abbiamo giocato a sprazzi benino, insomma, abbiamo fatto delle buone giocate in attacco, in difesa ancora dobbiamo vedere molte cose. Un dominio sotto canestro nei primi due quarti è abbastanza evidente. Sì, noi giochiamo molto con la palla dentro, quindi oggi abbiamo fatto un buon lavoro con le nostre lunghe, credo che in 4 l'avranno fatto, un 40 punti l'avranno fatto. Abbastanza. Parlavamo prima con Martina Messana della bellezza di questo progetto che mette assieme tante realtà nella zona dell'Alcamese e riporta Alcamo nel basket che conta. Era quello che ci voleva, dopo diciamo, la scomparsa della vecchia 1 e la 2, insomma il movimento femminile si era un po' sfento. Grazie alla voglia di Piero Messana è venuto fuori questo progetto che spero quantomeno di portare di nuovo vigore nella città di Alcamo. Anche perché il basket nella Sicilia occidentale, il basket femminile, sta un po' risorgendo dopo qualche anno forse di down. Diciamo che nella Sicilia occidentale è la palestra in generale che sta un po' vivendo un periodo difficile, diciamo, negli ultimi 10 anni, ma vediamo ora con questo evento Antonini che ci porterà sicuramente in A1 con questa squadra, magari sarà di traino per tutto il movimento. Perfetto, grazie mille al coach, complimenti. E salutiamo Anna Caliendo. Grazie coach. Ciao, grazie a te. Siamo qui con coach Silvia Gambino, oggi partita che è stata un esordio, diciamo, bruciante in questa Serie B. Hai dato tantissimo spazio alle tue 2008-2006, alla fine com'è andata? Allora, la partita, come hai detto tu, non è andata nelle migliori. Non c'è molto da commentare a livello tecnico, diciamo. No, va bene, anche il riscaldamento troppo lungo, l'attenzione forse se n'è andata. E poi con la nuova riforma che ci sono adesso, siamo già nei playoff, quindi già ho fatto solo nei playoff. Quindi complimenti coach per i playoff. Ecco, grazie infatti. Questa cosa è stata detta al Presidente più volte, forse ha fatto deconcentrare un po' quello che era. L'obiettivo quest'anno è crescere, e sicuramente cercare di fare un passo in più rispetto all'anno scorso e farglielo fare alle più piccole, perché l'obiettivo della società non è quest'anno, tra 2 o 3 anni magari diamo spazio. Ne ho messe 6 in campo delle under 17, 2 under 19 prima esordio, quindi almeno i pasticcini oggi me li prendo. Almeno questo si mangia all'allenamento. E in generale come lo vedi questo campionato, a prescindere dalla Catania, in generale come lo stai vedendo? 8 squadre un po' ben distribuite? Allora, l'idea dei playoff, quindi continuare a marzo, super, perché l'anno scorso ci ha ammazzato finire a febbraio. Anzi, le ragazze sono rimaste in campo fino a maggio serenamente, però difficile. La motivazione scende in quel caso. Ovvio. Serve giocare, serve tanto giocare, alle più piccole servirà un sacco questo campionato. Le squadre non le conosco ancora, nel senso anche la stessa squadra ora di Via Grande è una squadra nuova, la squadra di Messina sono squadre nuove, anche questa stessa che era tutta quasi Palermo, però oggi hanno giocato veramente bene, devo essere onesta. Percentuali molto alte, ma la cosa che mi ha dato un'ottima impressione è che si trovavano ovunque.
hanno giocato veramente bene. Mi dispiace per la mia prestazione, la squadra, sicuramente so dove devo lavorare. Non ho avuto tante amichevoli, ho avuto amichevoli con un under 16 maschile, under 14 maschile e un under 19, quindi non molto indicative. Esatto, non provantissima. Quindi l'inizio sicuramente ci servirà per cercare di consolidare un po' il nostro gioco. Perfetto, grazie a coach Silvia Gammino, sentiamo poi la tua giocatrice. Ah sì, adesso te la mando. Grazie. Sono qui con Stella Cardea, capitana della Catane, prima partita magari non da commentare a livello tecnico, ma come l'hai vista dal campo, le tue compagne, quelle più giovani? Allora, diciamo che l'approccio non è stato come ci aspettavamo, è stato abbastanza non positivo, ecco, però diciamo che possiamo almeno guardare un aspetto positivo e comunque le piccole che è il centro del nostro progetto, che comunque quest'anno si sono completamente integrate insieme a noi, che già l'anno scorso abbiamo avuto qualche piccolina che si è allenata con noi, però quest'anno le altre ragazzine sono aggregate e abbiamo visto anche almeno un approccio positivo anche di alcune di loro, quindi il risultato non ce lo possiamo portare a casa, però ci portiamo una prestazione più o meno positiva per le più piccole e comunque hanno mostrato carattere, ecco. Perfetto, invece un'altra cosa, hai visto oggi Aieva Team, hai visto San Matteo, hai visto Golfo Basket, che ne pensi di queste avversarie? Beh, diciamo che non sono tutte squadre molto forti, che comunque rispetto a noi hanno aspirazioni forse più alte. Noi il nostro obiettivo è quello di crescere, di consolidare quello che l'anno scorso abbiamo costruito con Silvia e quindi noi ce le giocheremo, però ovviamente sono abbastanza forti, quindi comunque cercheremo di non mollare niente, però il livello molto alto, questo senza dubbio. Perfetto. Grazie a Stella Cardea. Grazie a voi, buonasera. Da Roberto Quartone è tutto per le prime due partite dell'Opening Day, rimanete con noi perché adesso andremo avanti con Via Grande contro Rescifina. A dopo.